Un miglio per 4 anni, 1 Z John Pitts, Antonio Greppi, 2 Zampillo P, Maurizio Cheli, 3 Zacapa Grim, Francesco Tufano, 4 Zalis, Gennaro Pacilio, 5-0 Gravity, Roberto Andreghetti, 6 Zante Trio, Marco Stefani, in seconda fila 7 Zuvetieci C, SM, Nicola Salacone, 8 Zizan, VP dell'Annunziata. Stacco della macchina con 0 Gravity, Zante Trio avanti a Zalis che va a parcheggiare davanti a Z John Pitts. Metà della prima piegata con 0 Gravity in vantaggio nei confronti di Zante Trio che insiste al largo i 200 metri in 14,3 con Zante che sopravanza 0 Gravity e scivola alla corda nuovo battistrada. Zalis è in terza posizione, un paio di lunghezze appena abbondanti dalla testa a precedere Z John Pitts, quindi Zampillo P, 400 iniziali di Zante Trio all'avanguardia in 28,4. Cammina Zante da leader e va a completare i 600 metri iniziali, pedinata solo da 0 Gravity nelle vicinanze, 43,5 il parziale. Due ben avanti alla coppia composta da Zalis e Zampillo P, quindi Z John Pitts, ancora Zacapa Grim all'estrema retroguardia, Zuvetieci CSM e Zizan. Giro di corsa in 58,3 che non ammette interferenze da parte di Zante Trio che ha comandato a piacimento camminando di bella il chilometro in 1,13,5, ancora non si può avvicinare Zampillo P che cerca di risalire per gradi e sue mosse seguite a Z John Pitts adesso e però fatica a tenere il contatto con l'attaccante. Dalla corda viene via 0 Gravity su Zante Trio che a 400 al termine ha poco da opporre, 1,28,3, 1.200, 30 a dritto opposta con 0 Gravity in vantaggio nei confronti di Zampillo P al largo, Zante Trio che cala, poi in mezzo alla pista Z John Pitts insieme a Zacapa Grim, ingresso da dritto arrivo con 0 Gravity che ha 3 lunghezze di margine nei confronti di Zampillo P che prova ad andare all'inseguimento, a largo di tutti Zacapa Grim che finisce bene ma tardi, 0 Gravity è in vantaggio su Zacapa che ci prova, 0 Gravity che però si salva da Zacapa Grim, al terzo termina Zampillo P. Gli era andata male prima, è andata meglio adesso a Roberto Andreghetti, 0 Gravity, il train di Giorgio Cassani, la vittoria cash driver per il Ravennate sulla pista di casa, i colori della scuderia quirignana. Telecamera che stringe su 0 Gravity a metà dritta arrivo, non inquadrato, arriva anche Zacapa Grim, davvero a velocità doppia. A contatto c'è Zampillo P. Zacapa che termina forte ma non può nulla, respinto di una testa da 0 Gravity, terzo Zampillo P, 5-3-2, il probabile arrivo della seconda.